Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Pensioni di invalidità in cambio di mazzette e favori personali. 6 soggetti arrestati oggi nell'ambito dell'operazione Vediamoci Chiaro. Sequestrate ampie disponibilità finanziarie per oltre 900.000 euro. Tra i finiti in manette c'è anche un dirigente dell'ASP di Palermo. Altre 6 navi della Caronte in Tourist Isole Minori sono state sottoposte a fermo. Il 6 giugno scorso 3 traghetti e fondi in contanti erano stati sequestrati. Secondo la Procura di Messina i mezzi non sono a norma rispetto ai passeggeri con mobilità ridotta. Sono quasi 1.400 i migranti presenti nell'hotspot di Lampedusa. Durante la notte sono giunti altri 218 stranieri. La prefettura di Agrigento per oggi della nave Diciotti attende la conferma dell'arrivo per imbarcare altri 600 migranti. Sempre per oggi è stato già disposto il trasferimento di 232 persone. Confiscati beni per circa 1 milione di euro a carico di Francesco Lombardo, Domenico Baglione e Francesco Loiacono. L'ingente patrimonio risulta riconducibile a profitti illeciti legati a Cosa Nostra palermitana. Condannata a 21 anni di carcere Wanda Grignani, colpevole di aver ucciso il compagno Cristian Fravia di 45 anni a Trapani nell'ottobre del 2021. L'omicidio era stato annunciato sui social dalla donna. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30, a più tardi.